Erika! Aspetta! Aspettami! Beh, che ti prende? Andiamo, su. Spogliati. Non hai sentito? Spogliati. Siete pazzi! Sta attenta a come parli. Sono più di 20 anni che lavoro qua dentro e ti assicuro che prima era anche peggio. Quando erano lanciati a tutta velocità era molto difficile prendere la curva. Per questo il cavallo interno doveva essere più pesante, per stringere bene. Invece il cavallo esterno doveva essere più leggero, più veloce, per stare al passo nella curva. Ma non potete... Sta ferma, dai! E gli aurivi come facevano a tenere la pista? Si legavano le briglie al petto in modo da avere le braccia libere per poter sollecitare le bestie. E avevano un pugnale infilato nella cintura perché così potevano tagliare i legami che in caso di caduta sarebbero stati fatali. Su, rivestiti. Ma che credi, che ci stiamo divertendo noi qua dentro? Vedi, questo è il ninfeo, dove si raccoglieva l'acqua sacra, che veniva da quel serbatoio. I romani antichi amavano molto l'acqua. Anche per me è la cosa più bella che ci sia. Sì, ma per loro era molto di più. Era un'altra cosa. Dai, Martin, vieni con me. Sì, scusa, fammi vedere là. Martin, dai, vieni. Qui ci devono essere le rovine della villa di Massenzio. Dai. Dai. Martin. No, aspetta. Non devi guardare. Fai anche tu. Fuma. Hai mai fatto un viaggio? Ma che fai? Hai paura? Hai occhi per vedere? Che guardi, non vuoi vedere Dio? Cretina, ma non vedi? C'è un drago che vola. C'è San Giuseppe abbracciato a Buddha. E io ho i seni grandi come montagne. E c'è il sole che me li brucia. Me li brucia. Martin,
Andiamo via. Ma no, perché? Martin, Hare Krishna. che fai? Io ho paura, andiamo via. Non hai niente da temere. Martin, per favore. Ma che fate? Lasciami! Ma che fate? Lasciatemi stare! Cosa ho fatto? Mettetemi giù! Mettetemi giù! No! Vi prego! Vi prego, lasciate che vi spieghi quel ragazzo sta male! Lasciami stare, basta! E tu dici che non lo conosci. Allora perché eri lì? Perché stavi china su di lui? Perché l'ho abbracciato? Perché hai detto che non aveva niente? Perché sei qui in Italia, invece di startene al tuo paese? E che ci facevi in giro in mezzo alle rovine senza motivo? Ma perché non te ne stai a casa tua con tuo padre e con tua madre, come tutte le ragazze di buona famiglia? E perché non rispondi? Perché mi guardi come si guarda un matto, eh? E non dici qualcosa in tua discolpa? Ma perché? Maresciallo, Che c'è? maresciallo, aveva questa roba in tasca. Ah. Vai, vai. E adesso mi sai dire come la mettiamo? Eh? Ma dico, non era meglio se te ne restavi al paese tuo? Cretina. È venuto il magistrato. Quant'è che sono qui? Perché non lo sai? Non li hai contati i giorni? Vedrai che fra poco tempo non ci sarà bisogno di chiedermi più niente, perché conterai i mesi, i giorni, le ore, i minuti e perfino i secondi. Sono 3 giorni. Su, dai, va, sbrigati, che ti stanno aspettando. Allora, sei sveglia? Venga avanti. Vai. Si sieda. Questo è il suo avvocato d'ufficio, a meno che non ne abbia uno suo. Coraggio. Coraggio, signorina. Coraggio. Allora. Martin Frasien, nata a Reims, Francia. Champagne buono, eh? Il 19 febbraio 1950. Questo è il suo foglio di soggiorno. Tutto in regola. Bene. Allora,
Come sono andate le cose? Coraggio, signorina, sentiamo. Io di quelle bustine non so niente. Quel ragazzo non l'avevo mai visto. Si lamentava. Poi è arrivata la polizia e mi hanno portata al commissariato. Poi hanno trovato quelle bustine nel mio cappotto. Ma è strano, perché quelle bustine io non le avevo mai viste. Non sono mie. Vede, signorina, lei deve avere coraggio. Nel senso che, come dire, se quelle bustine sono sue, ma lei sì, insomma, non ha la possibilità di dimostrare il contrario. Allora è molto meglio che lei così, senz'altro, dica tutto, lo riconosca davanti al magistrato e davanti, come dire, davanti a me. In questo caso, lei capisce, tutto sarebbe molto più facile. Ho detto che quelle bustine non mi appartengono. Non devo riconoscere niente. Le cose sono andate esattamente come ho spiegato e quindi... Sì, certamente. Ma non ha qualcuno che possa provare, che possa dimostrare che la droga trovata nel cappotto non è sua? Ma non è possibile. Non è possibile cosa? Ma lei, signore, conosce qualcuno che possa dire esattamente quello che lei ha in tasca in questo momento? Rinviata a giudizio. Comunque, signorina, lei deve avere coraggio. Sì, deve avere coraggio, perché se veramente lei è innocente, prima o poi la verità verrà fuori e non ha niente da temere. È solo questione, come dire, è solo questione di aspettare. Di aspettare e di avere fiducia nella giustizia. Dai. Muoviti. Entra. Non è il posto tuo quello. Alzati. Noi qui non contiamo niente, ma tu conti meno che niente. E lo sai perché? Perché sei arrivata per ultima. E nessuno ti voleva. E qui dentro, come di fuori, chi arriva per ultimo deve subire. Chiaro? Io non ho detto niente. Certo, e non devi dire niente. Tanto sappiamo già tutto. Sì, bella mia. Qua le notizie volano. Servizi e informazioni. Che vuoi dire? Che ti chiami Martin? Che sei francese? Lo sai? Mio padre si è rovinato con una francese. Gli ha levato pure la camicia. Gli si è mangiato tutti i soldi. Sta schifosa. E quella poveraccia di mia madre si è fatta certi pianti. Ma se tuo padre non ci ha mai avuto una lira. Susanna, ma racconta meno storie, va là. È per te che tua madre si è dovuta fare tutti questi pianti. No, è per una francese. E poi mio padre c'aveva i soldi, capito? E tu? Che guardi con quella faccia d'angioletto? Ma lo sai che ti dico? Ti hanno fatto proprio bene a metterti dentro. E lo sai perché? Perché bisogna stare coi piedi per terra. Non si deve volare, sognare come dite voi. Ti sei drogata. Vuol dire che c'avevi i soldi. Quindi hanno fatto bene a metterti dentro. Una volta ogni tanto uno coi soldi. Perché qui ci stanno solo e sempre i poveracci. Che non ci credi? Beata te. Perché secondo te io andavo a battere il marciapiede se quel disgraziato non mi lasciava sola con due ragazzini sulle spalle?
E sta pur tranquilla che se non andavo a battere il marciapiede, non stavo manco qua dentro. E grazie. L'hanno ammazzata de botte in mezzo alla strada. Se c'aveva i soldi non andava mica a dimostrare. Perché Gianna fabbricava gli angeli. Sì, insomma, procurava gli aborti. E poi sta tranquilla che se c'aveva i soldi, gli aborti se li faceva fare. E poi magari andava a messa la domenica. E lasciala perdere. Avete finito voi? Noi siamo pronte. E Isabelle, loro sono pronte, pure noi. E la nuova come va? Vieni qua. Eccola. Sta ancora in rodaggio. Che famo la coppia più bella del mondo! Sì, la coppia più bella del mondo! Che pirla! Ma chi è quella? È una nuova, droga. Guarda un po' se c'hai soldi per pagarsela. Luce! Luce! C'è una nuova da mettere sotto! Hai capito male? Questa non si tocca, stancella con me! E tu? Non te devi fidare di nessuno, né dei guardiani né di noi altri. E poi, se ti succede qualche cosa di mammi. E tu non balli? E a te che ti importa? Non mi faccio mica fare l'elemosina io. Quando mi va di ballare ballo. A tavola, in cella, oppure a cesso. Devo farle smettere? No, lasciamo che si divertano. Vieni a ballare, dai! Non mi riconosci? Non ti ricordi di me? Tu l'hai visto che io non fumavo in quella grotta? Ma tu chi sei? Che vuoi? Ma non è possibile. Tu mi hai vista. Ti devi ricordare, mi hai sentito. Ma tu quanti anni hai? Che posso avere in comune con te? Che vuoi dalla vita mia? Madre Sant'Orsola vi saluta ed è lieta che per festeggiare il suo insediamento nella carica di nuova direttrice vi stiate con disciplina e buona creanza divertendo. Che colpa hai commesso tu? Santità, lui mi menava sempre, mio marito dico, e io gli ho dato una bella martellata in testa. Omicidio, Santità. Bene, bene, benissimo. E tu? Contrabbando, ma dovevo aiutare a casa, siamo 5 fratelli. Contrabbando, e adesso sconta, figlia mia, ti fa bene. Espiare bisogna, espiare. Madre, io non ho fatto niente, sono innocente. Innocente. Qui tutte dicono di essere innocenti. Madre Brigida, lei lo sa bene, lo dica lei alla superiore che sono innocente. Quando ti rivolgi a me non mi chiamare Madre Brigida, ma Santa Brigida, ricordatelo, era una santa. Vermottino a tutte questa sera. Se venite con me in aula a dire il rosario. In nome del Padre, del Figliolo e dello Spirito Santo, così sia. Nel primo mistero glorioso si contempla la risurrezione di Gesù. Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta. Prega, vuoi passare un guaio? Dai, prego, fai finta almeno. Altrimenti è meglio che non venì, no?
Perché devo pregare? Peggio di così. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis. Che dici tu? Io? Che dico? Prego, no? Fammi sentire bene come dici. Ave Maria, grazie e prego, Santa Maria, Mater di lei. Silenzio! Silenzio! Ave Maria, grazia plena, e poi Santa Maria, Mater Dei. Hai capito? No. Madre di Dio. Sai che cosa vuol dire madre? Io sì che lo so, certo. E tu, madre? Silenzio! Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta tu es in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus. È brutto più del diavolo. Ma quanti anni ha? 200. Benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus. Santa Maria, ora mortis nostre. Ce la passeremo male con questa vecchiaccia. Fa vedere a Isabel. Pagarozzi. Non lo riconosco. Stava a letto con me l'altra notte. Però sono belli. Che vuoi farci? Li ho presi stanotte in cella. Li voglio regalare alla vecchia. Così la notte le faranno compagnia. Come a noi. Tu che fai? Che fai? Fumi durante il rosario. No, non è vero. Come no? No, non fumavo. Tu te ne freghi delle regole, ma ti faccio vedere io, dammi la sigaretta. Quale sigaretta? Non c'ho nessuna sigaretta. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora Dammi, lasciami vedere. Lasciami. Aiuto, vieni a prendere me, Ave Maria, grazia plena, Santa lasciami, porca! Ah, è così! Scattiamola al manicotto! No! No! Al manicotto no! Ti sei calmato! Ma che stai? Silenzio! È una vergogna fumare mentre si dice il rosario. Una cosa lurida. Vergogna. Così un'altra volta non ci riprova. Per fare i bisogni non ti devi nemmeno alzare. E ricordati di gridare ogni tanto, che se ci dimentichiamo che stai qua dentro, sai quanto tempo ti tocca rimanerci. Daglielo. E un'altra volta, impara. Ma perché? Che cosa ho fatto? Ma non ci hai pensato. Tanto tu non gli puoi fare niente. Ce l'hanno con lei. E lo sai perché? Perché è una politica. Grazia è una che soffre dentro. È una che di fuori sembra che non gliene interessi niente. E questo a loro dà un gran fastidio. Sapete perché ce l'hanno con Grazia? Perché ha detto di no a tutti. A suore, guardiane, al dottore, a tutti.
Ma perché così, tutto cancellato? Ma che te credi che la censura c'è soltanto al cinema? O vedi qua, qua dove ci sta tutto sto nero. Magari parlano proprio del caso tuo. Ma non è detto. Potrebbero parlare pure del caso mio. O di quello di qualche altra. Sono più le notizie che mancano di quelle che si possono leggere. Insomma, qui non si può mai sapere quello che succede fuori. Se sono tutti vivi, tutti morti, niente. Eh già, perché secondo te c'è qualche cosa che vale la pena di sapere? Forse hai ragione. E anche se non ce l'ha, è lo stesso. Per voi è sempre tutto lo stesso. No, bisogna fare qualcosa. Non si può restare così, passivi. Ah, Martini, ma tu non hai capito proprio niente. Qui te levano tutto. A cominciare da quella poca dignità che c'hai quando entri qua dentro, per finire all'orologio. Perché qui pure l'ora deve essere quella che dicono loro. Ma io che c'entro? Che c'entro? Io non ho fatto niente. Io sono come dite voi tutte. Sono innocente. Lo so che sei innocente. Si vede dalla faccia pulita che c'hai. Ma tanto non ci puoi fare niente, perché se non ti danno un pezzo di carta firmato per uscire qua, tu sei come un infanticida. Hai capito, sì o no? Lo vuoi un consiglio, Martino? Perché non scrivi lettere? Così ti sfoghi. A chi? A chi ti pare? Io da quando sto qui ho scritto quasi 4.000 lettere. Al presidente, perfino al papa. Ma avessero mai risposto. Neanche un saluto dietro una cartolina. Io scrivo solo a quelli che conosco. E fuori non conosco più nessuno. E ti lamenti? Meglio soli che male accompagnati. Martì, c'è una visita per te in parlatorio. Vieni. Ma lo sai che ti dico? Che quello è proprio innocente. Trasmettiamo le ultime notizie del giornale radio. Il Consiglio dei Ministri si è riunito oggi. Tagliate pure. Tanto per quello che ce ne frega a noi del Consiglio dei Ministri. Ma che fai, ci provi? Martine, ma petite fille adorée. Martine, mon enfant, comment tu peux faire ça? On n'a plus eu de tes nouvelles. Martine, c'est pas possible. Qu'est-ce que tu as fait? Dis-moi, explique-nous. Je t'en prie, ma fille. Dis-moi quelque chose. Parle-nous. Martine, défends-toi. Ce n'est pas possible. Tranquillise-toi, mon enfant. Tout ira bien. Tu verras. Nous t'avons pris un avocat, le meilleur. Il viendra te voir, mais tu devras être sincère avec lui. Laisse-toi aider. Dis-lui tout. Où tu as acheté ça? Depuis combien de temps? Aie confiance en nous. Aie confiance en ton père, Martine. Non, je ne peux vraiment pas. Non! Martine, ma petite fille. La bella Gigodi. La bella Gigodi. A 16 anni facevo l'amore. Davanti un passo l'inizio del mio cuore. A 16 anni prendevo il marito da
passo. Tarillarillalla. È la bella gelosia. Chi è che urla così? È una che ha abortito al commissariato il giorno che l'hanno presa. E non gli vogliono fare raschiamento. Perché? Perché non ci credo. Non è niente, figliola. Vedrai che tutto passerà. Il dolore ti avvicina a Dio. Bisogna spiare soffrendo. Ma che smia! Io sto a morire! Sto a morire! Sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male, e così sia. Sedute! Che se mangia oggi de primo piatto? Caviale? Sì, caviale! Caviale ai vermi! A chi te lo manda? Onassis! No, li mortacci tua! Stupide! Ma come fate a divertirvi? Con questo schifo. Ma vattene, va! Silenzio, chi ha parlato? Silenzio, chi ha parlato? Nessuno! Muoviti, dai. Grazia, che t'hanno fatto? T'hanno menato? Di la verità, raccontaci tutto. Zite! Ah, grazie, ma perché gli hai dato sta soddisfazione? Perché sei venuto a mangiare? Stai zitta tu! Oh! Ma che hai perso la lingua? Cos'hai? Stai male? Sorelle, oggi porzione doppia, grazie. Perché l'hanno menata! Sta zitta tu, siediti! Cos'hai lì? Un topo? Siamo diventati buoni amici. Ha dormito con me in cella d'isolamento. E così l'ho portato a pranzo con me. Che succede? Che succede qui? Dicono
che la minestra è cattiva. L'assaggi, madre, l'assaggi. Non è vero. È ottima. Voi vi siete fermate, ma io non mi fermerò come voi. Tu credi che non ti abbia già capita, te? Perché tieni quelle scarpine di bambino attaccate al letto? Perché i pacchetti di pasta, i barattoli di conserva, il pane? E tu? Che libri leggi? Quelli che hai letto fino adesso non ti hanno insegnato niente? E tu che passi il tempo a truccarti? A voi vi basta tutto questo? Pazze! E no, non ci basta. Ma noi abbiamo più di te. Perché tu non sai niente. Caput! E poi qui dentro comando io. E se io non voglio, tu manco ti siedi qua dentro. Non mangi, non dormi e non fiati. Il mio letto è questo. E io mi lavo lì. E se ho voglia di piangere, piango. Ma se non riesco a piangere, grido. Io voglio quello che volete voi, cioè uscire di qui. Non sentire più questo odore tremendo. Essere come tutti. Camminare al sole. Parlare. Sì, te lo faranno fare. Per 40 minuti al giorno. Nel cortile. E poi al buio. Io voglio uscire di qui finché sono in tempo. Io non voglio rincretinire nei sogni, nelle idee fisse. Non voglio diventare stupida, pazza. Io non voglio diventare vecchia. In un giorno invecchiare di un anno. Io non voglio odiare. Non ho mai odiato nessuno. Io non voglio odiare nessuno. Martin, ma lo sai che il mondo gira anche senza di te? Ma chi credi che ti stia a sentire? Mi ascolteranno. Mi devono ascoltare. Io non sono un numero. Ho un nome. Mi chiamo Martin. Avete sentito? Martin! 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 Hai visto che successo che hai avuto? T'aprono la porta principale, ti chiedono scusa e ti mettono pure una decorazione. Vittima innocente. Ah, Martin, ma lascia perdere. Piacerebbe, eh? Stalli in alto col pilota. Dove faresti portare? Fuori di qui, in qualunque posto. Sta a vedere.
una calda giornata d'agosto. Il mare prometteva una buona navigazione. Nessuno di noi aveva messo piede in quel lontano arcipelago, ma la speranza dell'avventura cancellava il timore per l'ignoto. Intanto i nostri amici incrociavano al largo, su un vecchio peschereccio. La posta era tale da consigliare la più grande prudenza, l'amore per l'immenso oceano, il richiamo del suo grande grembo ricco di vita e di mistero, caldo come il Pare proprio dentro. Allora, ti ricordi di me? Te l'ho già chiesto un'altra volta. Nel cortile, all'aria. E tu mi hai detto, ma che vuoi dalla vita mia? Io voglio che parli. Voglio che dici la verità. Devi parlare, piccola stronza. Devi dire la verità. Devi dire che io non c'entravo per niente laggiù nelle grotte. E per farti parlare sono capace di tutto. Sai, qua dentro ho imparato come funziona. Ho imparato e come. Perciò ti conviene parlare. Ma parla, parla, parla! Io voglio uscire da questo inferno, hai capito? Parla, stronza, parla, parla, parla! Ma cosa volete fare? Sarà peggio dopo! Siete impazzite! State ferme! Ah! No, lasciatemi! No, no! No! State ferme! Lasciatemi! Lasciamola là dentro! Ma dove vuoi andare? Venite con me! All'ufficio matricola!
Vogliono anche le nostre fotografie! C'è un telefono! Un telefono! Oggi è il mio primo giorno felice! Oggi! Centralino! Voglio il Presidente della Repubblica! Cifariello Maria! Truppa aggravata! No, stronza! Allora passami il primo ministro! Donnini Francesca! Forseggio! Per favore, voglio il ministro degli esteri! Venga poco! Poco! Brucia! Brucia! Brucia tutto! Brucia! Disgraziato! Requelli Adriano, perché i innocenti sono solo delle furbe scarognate! Come ti pare? Sono grazie! 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 Prego, ma spostatevi un po' più sulla sinistra. La facciamo sonora? Sì, ma un pezzo solo, poi facciamo un anello. Di rientrare tutte nelle vostre celle. Avanti, vogliamo, fate di sotto. Avete sentito? Vi ordino di rientrare nelle vostre celle senza opporre resistenza. È un ordine. È l'ultimo avviso. Suona la carica.
davvero, mi butta! Tieniti pronto che quella si butta. Siamo un po' in controluce però. Non importa, giriamo lo stesso. Ma sì, 20 metri basta. Eccola là! La facciamo sonora? Eh sì, vedrai che quella brilla. Questa la mandiamo stasera, avverti il telegiornale. Vai, Max! Non ci torno giù! Ammazzo! Non ci torno! Fermatela! Ci hanno trattato come le peggiori, le più pericolose di tutte. Le altre non le hanno mica trattate così. Non siamo le peggiori. Porco trasferimento. Chissà in che isola ci porteranno. Dove marciranno ancora di più le ossa per l'umidità. Io non me la sento di meritarmelo. Non sono stata né peggiore né migliore delle altre. Mi sono solo comportata come un essere umano e basta. Avevamo ragione a fare quello che abbiamo fatto. Sì, io se potessi, lo rifarei. Là dove andiamo nessuno ci verrà più a trovare per le visite. Non ci manderanno più pacchi. Ma che pacchi e pacchi, ma chi mai ti è venuto a trovare da quando t'hanno messo dentro? Se hai voluto fumare hai dovuto pagare. E mica sempre. Un sacco di volte sei venuta a scroccare da noi altri. E lo vuoi capire o no? Che il tuo uomo ti ha scordata, fa battere il marciapiede a un'altra adesso. Tu non gli servi proprio più. Ma ringrazia Dio, va. No, non è vero. Non m'ha scordata, non si è messo con altre. Guarda, m'ha mandato sta lettera. Dice che ha preso in affitto un bicamere con terrazzo nella vecchia Roma e aspetta che esco fuori. Ma se quella è la lettera che tua mamma ti ha scritto per Natale 1 anno fa, ma tiri fuori sempre quella. Tu che hai fatto? Perché ti trasferiscono? Contrabbando di sigarette. 5 stecche alla volta. E 2 volte al giorno dalla Svizzera. Certo. Hanno detto che facevo le cose in grande. Ma dico, perché ti trasferiscono? Non è possibile che soltanto per via del contrabbando. A Milano anche noi siamo salite sui tetti. Poi è venuto un carabiniere. E io l'ho buttato giù. È bastata una spinta. Beata Grazia che è morta. Se l'avessimo fatto noi, quello che ha fatto lei. Oh. Chissà che isola è. Almeno ci dicessero dove ci portano. Te lo diranno. Così potrai scriverla a casa. E poi ci avrai tutto il tempo per imparartela a memoria. E non scordartelo più. Tanto a me non me ne importa niente di starmene qui.
o da un'altra parte. Non mi aspetta nessuno. Com'è bello il mare. Chissà quando ci potrò riandare in villeggiatura. Beato lui. Ehi, ma quello lì non è il direttore? Beh, lo tratta come un figlio. Fermo, fermo. Vieni qua. Lo può per me. Vieni qua. È lui il direttore! Che ti prende? Vieni qua, buono, buono. Buono. Ecco. Bacialo. Bacialo. Fermo, non ti muovere. Lo voglio vedere morto. Lo tratta proprio come un figlio. Ma il giorno che muore, gli famo un funerale di prima classe. Io mi sento male. Andate voi. E no. O tutte o nessuna. Siete voi di turno oggi per le pulizie? Sì, madre. Sì, madre. Siamo 4 volontarie. Brave, brave. Sia lodato Gesù Sempre sia Cristo. lodato. E sempre sia lodato. Tieni. State qui vicino alla porta di guardia. E se viene una suora, avvisateci. D'accordo. Aiutami. Ma perché c'ha paura? Eccolo lì. Voi sbrigate va pulì, così ce ne andiamo subito. Capirai, io ci sono abituata. Quando stavo fuori, c'avevo tutti i gatti dei vicini che mi venivano a fare l'amore e a mia colà sotto casa. Te puoi figurare, dopo una nottata di lavoro, io davo i numeri. Oh, ma che fai, non mi aiuti? Quando ti dico ti dirà.
Tira! 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 Andiamo ora. Avete finito? Sì, madre. Tutto a posto, tutto in ordine. Brave, brave. Sia lodato Gesù Cristo. Sempre sia lodato. Maledetto mare. Non lo sopporto più. Sembra di sentir chiamare da lontano. Quante voci ci sono nel mare. C'è gente che piange. No, non piange. Canta. Canta sottovoce. Ma non è il mare. Sono le mura. Sono fradicie. Stanno per crollare. Che ore sono? Ma che te importa? L'una, le due. A casa mia madre guarda la televisione e mio padre gioca a carte. A Parigi, tra poco. È l'ora che chiudono i teatri. Io vorrei poter dormire per un anno di seguito. Io vorrei sentire musica. Io vorrei andare al cinema. Tanta musica. Quanti giorni devono ancora passare? La gente esce nelle strade illuminate. E ballare fino al mattino. Si riempiono di macchine. Vorrei andare al ristorante. Anche il metro è affollato. Porco mare, non ne posso più. Ragazze, ci penso io a farvi divertire. Perché piangi? Stronza! Dobbiamo divertirci! Ci dobbiamo divertire! La vita è meravigliosa!
C'è qualcuna che è liberante. Chi sarà? Non io. Devo fare ancora 8 mesi. Io devo fare ancora un anno. E quelli che mi hanno sfruttata e hanno preso i soldi della casa stanno ancora fuori. Ma ci può essere un miracolo? È per me, lo sento. Me lo sono sognata stanotte. La porta del carcere che si apriva. Davvero, ragazzi, è così. Non si sono dimenticati di me. Martin, è per te. Vai subito in direzione. Beata te. E ne ritorni a casa, eh? Buona fortuna. Sono felice per te. Auguri, Martin. Vabbè, Auguri. buona fortuna. Giudice istruttore presso il Tribunale di Roma, visto l'articolo 378 del Codice di procedura penale, dichiara non doversi procedere nei confronti di Martin Frasier per il reato di detenzione ed uso di stupefacenti per non aver commesso il fatto